Giovanni Campanella, siamo a pochi giorni dalla partenza del 50° Giro del Friuli, quello ufficiale, come si dice, con le stagioni. 50 sono già passati, ma quello che conta è che si parte col 50° Giro del Friuli. Dopo tanto parlare, finalmente le biciclette cominceranno a correre. Effettivamente penso che incominceranno a correre. Perché dico penso? Perché abbiamo avuto una serie di difficoltà, di problematiche, tanta fatica, come diceva un organo di stampa recentemente, per realizzare e allestire questo evento qua, un evento che ormai ha raggiunto la conoscenza di tutti i 5 continenti e quest'anno con la 50ª edizione, perché il Giro è nato nel 62, ha avuto solo 2 edizioni che è saltato, per cui quest'anno sono 50. Il vincitore di quest'anno sarà il 50°. Stiamo per realizzare questo nostro impegno, questa nostra iniziativa, che iniziativa ha non solo un momento sportivo, ma diventa anche un momento politico, di unione delle 4 province, di unione del territorio del Friuli Venezia Giulia. Oltretutto ha anche un'altra valenza, mettere in evidenza anche il territorio e le realtà, le eccellenze del territorio. Oggi qui siamo davanti all'azienda vinicola di Valentino Botussi e uno dei punti di riferimento del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia proprio è anche mettere in evidenza queste eccellenze, il vino del Friuli Venezia Giulia. Ecco, non a caso, come ha sottolineato lei, siamo di fronte a un'azienda agricola, perché Corno di Rosazzo, ci troviamo in comune di Corno di Rosazzo, sarà la tappa di chiusura di questa 50ª edizione. Sì, il Corno di Rosazzo quest'anno avrà una giornata il 12 maggio di particolare impegno, ma ritengo anche di particolare soddisfazione sportiva, perché sì, arriverà il Giro della Regione Friuli Venezia Giulia con la chiusura finale, l'ultima tappa con la premiazione del vincitore praticamente, però non dobbiamo dimenticare che prima dell'arrivo del Giro della Regione ci sarà un altro grosso evento sportivo, sempre ciclistico, la S Corno sezione ciclismo del presidente Dino Granzotto quest'anno. Dell'inossidabile, mi permetto di dire, dell'inossidabile amico Dino Granzotto, avrà come, diciamo così, riprende la sua Coppa Diego Granzotto dopo un anno di sofferenza e di patimento l'anno scorso per la persona, per Dino, dovuta anche al fatto che la federazione gli aveva creato qualche problema, la federazione ciclistica intendo, e riprende quest'anno con la 42ª edizione della Coppa Diego Granzotto e da quello che mi risulta mi pare che abbia un parterre di ciclisti quest'anno alla grande, anche perché mi pare che i numeri siano molto elevati, per cui avremo una giornata di ciclismo completo a Corno di Rosazzo. Prima arriveranno gli juniores 17-18 anni e poi un'ora e mezza dopo praticamente ci sarà la finale del Giro della Regione. Senta, si è tanto parlato di questo Giro del Friuli perché cade in concomitanza anche con le tappe del Giro d'Italia. Lei l'ha sempre sottolineato, sono 2 cose completamente diverse. A oggi è ancora così? Sono 2 cose completamente diverse per quanto riguarda l'aspetto gestionale, però per quanto riguarda i 2 eventi potrebbero essere più vicini, secondo il mio modo di vedere, in quanto il Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, essendo l'ultimo anello di congiunzione tra le categorie giovanili e i professionisti, potrebbe avere una visibilità maggiore proprio in occasione del Giro d'Italia, magari creando all'interno delle singole tappe del Giro praticamente una finestra che mette in evidenza anche il Giro del Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo ricordare che il Giro d'Italia parte il 4, arriva in Friuli Venezia Giulia il giorno 14, sì, la prima tappa in Friuli Venezia Giulia del Giro d'Italia, mentre noi concludiamo il nostro giro il 12 dopo averlo iniziato a Cervignano del Friuli l'8 maggio. Che tappe saranno alla fine per i corridori? Le tappe, le difficoltà, è chiaro, a livello di colorimetria. Dopo daremo l'indicazione delle sedi di arrivo e partenza. Le difficoltà maggiori saranno senz'altro, sono state inserite nella 3ª e 4ª tappa. Non dobbiamo dimenticare comunque neanche la 5ª tappa, che è abbastanza nervosa, e poi soprattutto perché i corridori saranno sotto l'occhio attento degli sportivi, perché l'ultima tappa è quella che porta sempre maggiori appassionati. Potrebbe essere anche quella particolarmente importante sotto l'aspetto della decisione finale. Certamente l'arrivo di tappa sul Mataiur lascerà senz'altro il segno, per cui è presumibile che chi vince sul Mataiur possa essere il vincitore del Giro del Friuli. Tappa del Mataiur, salita classica? Salita classica è la salita dove 5 anni fa
chi ha vinto sul Mataiur, Dankulovic, poi è stato il vincitore del Giro. Nel 2008 non è stato vincitore della tappa, ma comunque si è piazzato molto bene, è stato Di Luca che poi ha vinto il Giro. Andiamo indietro nel 91, sempre sul Mataiur, c'è stato un primo e un secondo, due nomi di particolare importanza, Simoni, primo, secondo Pantani. Giro finale vinto da Simoni. Ma poi possiamo dire che un certo Felice Gimondi ha vinto anche questo Giro del Friuli. Se poi andiamo a vedere la storia del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo un Felice Gimondi che ha subito inaugurato molto bene questo Giro della Regione, infatti la seconda edizione, quella del 63, l'ha vinta proprio Felice Gimondi, per poi proseguire diciamo l'Albo d'Oro con alcuni nomi di particolare importanza, vedi Claudio Corti, poi praticamente attuale direttore sportivo. Claudio Corti, tra l'altro campione del mondo nel 77 a San Cristobal. Ecco, il giornalista mi aiuta. Certo. Ma io non è che mi intendo solo di calcio, mi intendo anche di ciclismo. Va bene, il giornalista mi aiuti, io non mi ricordavo di questo fatto qua. E secondo a Barcellona nell'84 dietro a Claude Criqueillon. Eccolo qua, dietro Claude Criqueillon. Ecco. Quello mi ricordavo, del vincitore non me lo ricordavo. Claudio Chiappucci, un altro. Simoni ne ha vinte 2 di Giro del Friuli. Poi senz'altro qualcun altro mi sfugge adesso perché sono molti. Però non dobbiamo dimenticare quello che succede poi dal 2006 in poi, perché il Giro del Friuli Venezia Giulia fino al 2004 era considerato un giro per amatori, in termine amateur, come dicono in Francia, come da regolamento dell'Unione Ciclistica Internazionale. A partire dal 2006 il Giro praticamente si è trasformato in una manifestazione professionistica e di conseguenza in questi anni sono usciti corridori fior di campioni, come vedi Peter Sagan nel 2009, poi c'era sempre in quel periodo là Richie Porte, corridori che stanno venendo fuori alla grande proprio adesso, che ormai da alcuni anni, diciamo così, più che adesso, in campo professionistico. Poi possiamo dire, insomma, questa è la corsa più diciamo, antica per quanto riguardava la vecchia categoria dei dilettanti, oggi Elite Under 23. Da qui si esce una sorta di università del ciclismo, perché chi vuol poi diventare famoso deve per forza passare per il Giro del Friuli. Sì, diciamo che il discorso dell'antichità è prima, fino al 2004, tutte le manifestazioni italiane erano considerate a livello amateur, come si dice, però per quanto riguarda adesso come adesso, noi comunque rimaniamo la società, l'organizzazione, il giro praticamente più vecchio, ma poi se guardiamo bene, Elite Under 23, non esistono altre manifestazioni di questa categoria, esistono solo Under 23, praticamente il Giro della Val d'Aosta, il Pesche Nettarine e qualche altra manifestazione sono Under 23. Noi preferiamo far partire con dovute cautele, cioè mantenendo un certo numero, le cosiddette fuori quota, anche alcuni corridori elite, perché il corridore elite può arrivare a 25, 26, 27 anni, per cui a un certo momento il nostro giro è appetito da molteplici società, soprattutto le straniere che, come devo dire, stamattina mi è arrivata una telefonata dalla Bielorussia che vuole far partire la sua squadra nazionale. 5 tappe. 5 tappe, allora ce le puoi elencare velocemente, si parte da... Prima partenza Cervignano del Friuli e arrivo a Mereto di Tumba. Tappa lineare. Lineare praticamente per velocisti, lunghissima però, 177 km. Seconda tappa la Lignano Sabbiadoro, toccherà la provincia di Venezia anche e la provincia di Treviso, però poi approdare dopo la salita del Castello di Caneva a Pordenone. Ormai Pordenone è diventato un classico. Terza tappa Azzano Decimo. Questa tappa attraverserà tutta la provincia di Pordenone con salita del Piancavallo, discesa su Barci, si arriva a Clauto. Già incominciamo a creare problemi al gruppo. Assaggiare le gambe, come si dice. Quarta tappa, Gemona del Friuli, Pedemontana del Cividalese, territorio delle Valli Nacisone e arrivo sul Mataiuro. Quinta tappa, e qui entra in campo le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, partenza da San Canzian di Sonzo, ma San Canzian di Sonzo inteso come feudi di Romans, azienda vinicola Lorenzon. Da lì poi si toccherà la provincia di Trieste, oltre che la provincia di Gorizia chiaramente, si rientra in Friuli Venezia Giulia, si arriverà a Corno di Rosazzo dopo aver sconfinato, diciamo così, passato più che sconfinato, passato sulle colline del Friuli orientale, praticamente toccheremo, e anche l'abbazia di Rosazzo,
arriveremo a Corno di Rosazzo, dove praticamente verrà effettuata la premiazione del vincitore e soprattutto verrà effettuato un grande brindisi con i vini locali sui 50 anni sulla 50esima edizione del Giro della Regione. Grazie Giovanni Capanera, complimenti ancora. Dunque abbiamo capito che quest'anno sarà un Giro del Friuli tutto da vivere, da seguire, ma soprattutto c'è sempre quella frase che dice: è un Giro d'élite, non sa di tappo. Gentili signore e signori, la più cordiale buonasera.